Nel dibattito tutto interno al governo, il braccio di ferro tra Lega e 5 Stelle in questi mesi si è misurato soprattutto sulle opere e sulle infrastrutture e il Veneto ha guardato con attenzione alle decisioni e alle singole parole pronunciate dagli uomini di governo. È così che nel lessico quotidiano è entrata anche l'etichetta di analisi costi-benefici, un tecnicismo per dire che questa o quell'opera pubblica ha un giudizio sospeso e nel rispetto dei ruoli, ma proprio per questo con la dovuta attenzione verso i propri cittadini, il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, ha chiamato a raccolta i vertici della rete ferroviaria e il mondo delle categorie economiche. Obiettivo: accelerare sulla TAV, far presente che Vicenza ci conta, la aspetta e che è utile al territorio. È una condizione, che non possiamo più procrastinare per il nostro territorio. Un incontro a cui hanno partecipato compatte anche le categorie economiche, rispettoso delle valutazioni romane che Rucco si augura siano fondate su buonsenso e non su ideologie, ma al tempo stesso utile a mettere punti fissi nel dibattito tra ministeri e tra il Veneto e Roma. Aspettando l'analisi costi-benefici, capire il governo che intenzioni ha. Nessuna polemica quindi con Roma di fatto? No, anche perché stanno lavorando, quindi auspichiamo che si vada nella direzione tracciata, cioè quella di fare la TAV. L'alta velocità per Vicenza è un'opera strategica, rilancia Rucco, lo sostengono le categorie e i vicentini. Essere tagliati fuori per il capoluogo berico è un rischio da non correre. Nel corso dell'incontro è stato fatto il punto sulle tempistiche dell'opera nel Vicentino, divisa in 3 lotti funzionali. Il primo attende il via libera governativo, dopodiché serviranno 82 mesi per la realizzazione. Il secondo tratto, che attraversa la città, può contare su un progetto preliminare con conferenza dei servizi già esperita, ma deve essere approvato prima di cominciare a conteggiare i 77 mesi valutati come necessari alla realizzazione. Tutto da definire il collegamento a est. Sicuramente pro TAV e quindi anche le categorie vicentine sono qui oggi presenti, invitate proprio per condividere un percorso. Se la posizione di Vicenza a questo punto è chiara, c'è solo da attendere l'esito dell'analisi romana, ma c'è anche un'altra possibilità, che la TAV e il suo passaggio per Vicenza vengano stralciate dalla lista delle opere sottoposte al vaglio. Il prossimo passo per il cammino è un incontro con sindaci e parlamentari vicentini.